professor Lorenzo Schiano di Pepe, anch'egli professore ordinario presso l'Università di Genova, dove insegna diritto dell'Unione Europea, ma anche diritto del mare, autore di monografie e saggi pubblicati in Italia e all'estero in tema di diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, diritto del mare, dei trasporti e diritto dell'ambiente. Ha ricoperto e ricopre molti incarichi. Mi pare interessante ricordare fra quelli più recenti quello di componente dell'Advisory Board of the Law of the Sea, nominato in questo dall'International Hydrographic Organization, ed è componente, mi piace sottolineare anche questo, della delegazione italiana ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, che ha come dire, si occupa in quanto componente della delegazione italiana della negoziazione chiamiamola così, negoziazione della Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali della vendita giudiziaria di navi. Quindi un settore che mi pare di aver capito, adottata questa convenzione nel 2022, entrerà in vigore, così si è previsto, nel 2026. Quindi temi molto complessi che collocano queste discipline, sia quella insegnata dal professor Ferrari, sia quella insegnata dal professor Schiano di Pepe, in un ambito molto importante per l'Italia, importantissimo per Genova, ma in un contesto internazionale, come vuole in realtà l'economia degli anni 2000. Il titolo di questa conferenza è Economie portuali, sinergie e difformità in un quadro normativo in evoluzione. Prenderanno in esame una serie di problemi collegati con le trasformazioni che negli ultimi anni sono intervenuti nell'ambito delle economie portuali. Il mutamento dell'organizzazione del trasporto marittimo ha in realtà comportato anche diversi modi di localizzazione, no? E delle merci anche movimentate, e ha creato anche degli aspetti non sempre semplici nel rapporto città-porto. Analizzeranno, ci illustreranno quali possono essere anche le implicazioni che dei recenti strumenti economico-normativi possono avere, che hanno portato alle zone economiche speciali. Mi sono venute in mente le ZES di Deng Xiaoping dei primi anni '80, evidentemente è una formula che a livello internazionale, anche non solo cinese, evidentemente è importante, e vedere quali sono le conseguenze che possono avere anche da un punto di vista legislativo le conseguenze per Genova e per la Liguria. Cioè, evidentemente se ci possono essere alla luce di questi cambiamenti delle conseguenze positive o anche dei problemi potenziali. Grazie. Grazie mille Presidente, è con grande piacere che ho accettato l'invito a partecipare a questo incontro di oggi, parte di un esperimento mi sembra riuscito, più ampio, che si concluderà nei prossimi giorni, di riflessione sui rapporti tra il nostro territorio e il mare. E sono ancora più lieto in un certo senso di farlo con il collega Claudio Ferrari, che è anche un amico con il quale ci siamo sentiti ripetutamente nei giorni scorsi per cercare di preparare in qualche modo
la discussione di quest'oggi. Vorremmo infatti allontanarci dal modello di illustrazione di slides che è tanto in voga ultimamente, per cercare di cogliere al meglio, diciamo, l'occasione di avere due prospettive diverse, quella economica e quella giuridica, cercando così di affrontare alcuni dei problemi che sono stati appena evidenziati da due punti di vista diversi, che necessariamente si arricchiscono l'uno con l'altro. E partirei da alcune considerazioni che riguardano il punto in cui siamo oggi sotto il profilo del quadro normativo relativo ai porti e come ci siamo arrivati. L'Italia si è data una legislazione in ambito portuale molti anni fa, è la legge 84-94, quella che con alcune ma non molte modifiche è in vigore ancora oggi, ma in questo periodo di tempo molte cose sono cambiate, molte cose che rendono questo strumento, che era uno strumento per l'epoca innovativo, almeno in alcune sue parti certamente desueto. C'è da dire che la legge portuale non è stata un atto che potremmo definire completamente volontario da parte del nostro Paese, del nostro legislatore, perché è figlia di alcune precise indicazioni che sono provenienti all'epoca, negli anni immediatamente precedenti, dalla Comunità Europea di allora, e in particolare dalla Corte di Giustizia europea, la quale in alcune sentenze che sono considerate in qualche modo fondamentali, ecco, in questa materia, ha fissato dei principi quali in ambito portuale la separazione tra attività economica e attività di regolazione, la tendenziale privatizzazione delle attività economiche e una sorta di deroga o eccezione per servizi di interesse generale che vengono offerti a tutela di obiettivi quali la salvaguardia dell'ambiente marino o la sicurezza della navigazione, e che non possono essere oggetto di come dire, operazioni o economiche. Quindi c'è una tensione da allora e che prosegue oggi tra, da un lato, la natura pubblica del porto sotto una serie di profili e il suo essere parte di un mercato dove devono necessariamente trovare applicazione regole di concorrenza, che sono quelle che ci legano agli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi questo è la legge di cui oggi si discute, la modifica è frutto di questa impostazione, ma rispetto al 1994 molte cose sono cambiate. Si diceva all'epoca che ogni porto era un mercato, oggi forse diciamo, il mercato trascende i confini di un porto, ma di questo forse parlerà il collega Ferrari con più competenza. Dal punto di vista, che è quello che mi compete, più normativo, ci sono state alcune ulteriori indicazioni provenienti dall'Unione Europea. La principale, direi, che è quella che consiste nella legislazione che riguarda
il cosiddetto Trans-European Network, quindi la creazione di grandi assi di comunicazione transeuropee, di cui i porti costituiscono necessariamente uno degli snodi logistici, quindi un impatto che, se vogliamo, è indiretto e non è diretto, ma del quale non si può non tenere oggi in considerazione. Tra l'altro è una normativa che risale al 2013, ma che è stata recentemente, l'anno scorso, modificata. Abbiamo avuto sul piano interno la riforma che ha interessato la riorganizzazione delle autorità portuali e la creazione delle autorità di sistema portuale, e poi questa è intervenuta nel 2016, e poi nel 2017, sempre sul piano del diritto dell'Unione Europea, la creazione di un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali, soprattutto nella prospettiva della trasparenza finanziaria dei porti. Quindi ci sono stati una serie di cambiamenti, alcuni dei quali sistematici, e il professor Ferrari penso citerà, tra le altre cose, il cambio di dimensioni che ha interessato gli operatori marittimi, che oggi si pongono nei confronti dei loro interlocutori come delle potenze economiche vere e proprie, e rispetto alle quali bisogna in qualche modo attrezzarsi per dialogare in modo paritetico nel momento in cui si tratta di influire in qualche modo sulle loro scelte di rotta, per esempio. Ma dicevo, e forse mi fermerei qui e passerei la parola a Claudio per alcune sue prime riflessioni, l'Unione Europea continua a influire, i critici direbbero a interferire con quello che è il nostro settore. Una sentenza di poco meno di 2 anni fa, che è salita anche agli onori della cronaca, in materia di IRES applicata alle autorità di sistema portuale, l'esenzione che la normativa italiana prevedeva per questi soggetti era stata qualificata dalla Commissione europea come un aiuto di Stato illegittimo, e c'è voluta un'azione giudiziaria nei confronti di questo provvedimento della Commissione per far dire al Tribunale dell'Unione Europea, far distinguere al Tribunale dell'Unione Europea quali attività economiche delle autorità di sistema possono essere, non possono essere, in quanto attività commerciali, essere considerate o andare esenti da IRES, e quali invece attività possono legittimamente esserlo nel rispetto del diritto dell'Unione. Vuoi continuare tu? Dovremmo esserci. Beh, intanto grazie anche da parte mia per l'invito che ci è stato fatto per venire a intrattenervi quest'oggi su questo tema, e soprattutto, come dire, per l'onore di chiudere questa serie di incontri sull'economia del mare, che poi martedì avrà il suo epilogo finale. Allora, quando in particolare con la professoressa Rollandi ci siamo accordati per fare questo intervento, l'idea era appunto di usare anche una forma un po' diversa dalla classica relazione e avere diciamo una presentazione più dialogica. Quindi l'idea era appunto di cercare uno stimato collega con cui confrontarsi su temi di mio interesse, ma da una prospettiva non completamente diversa dalla mia, un punto di vista diverso dal mio. E per questo ho chiesto a Lorenzo, al professor Schiano di Pepe, se aveva voglia di accompagnarmi, come dire, quest'oggi. Poi nel frattempo, rispetto a quando abbiamo dato, come dire, il primo titolo a questo intervento, siamo riusciti ad avere il testo di quella che potrebbe essere
forse la nuova riforma portuale, e ci è parso interessante provare a commentarlo, come dire, in qualche modo anche insieme a voi quest'oggi. Motivo per cui, avendo ricevuto questo testo, direi 10 giorni fa, forse non prima, come dire, anche per noi è una prima lettura, però sicuramente diciamo interessante, perché ci sono alcune novità che cambiano un pochino l'assetto, che meglio cambiano, che potrebbero cambiare il condizionale d'obbligo, perché il testo non è ancora definitivo. In questi giorni ci siamo accordati appunto per partire, come è stato fatto adesso, cercando di raccontare in maniera molto breve, molto sintetica, come si è arrivati fin qua. Come si è arrivati fin qua, appunto, la storia, come dire, possiamo farla risalire alla prima legge di riforma, la legge 84-94, che ha cambiato radicalmente non solo l'organizzazione, l'assetto giuridico, ma possiamo dire ha cambiato notevolmente il senso dei porti. Se prima il porto si caratterizzava soprattutto per le operazioni che attorno alla merce, diciamo, si potevano fare grazie alla rottura di carico, con l'avvento della containerizzazione, che poi era già partito ovviamente prima, ma in qualche modo esplode a partire dalla fine degli anni '80, il porto cambia completamente significato. Il porto è efficiente quanto meno le merci ci stanno dentro al porto, quanto più riescono facilmente ad essere movimentate dalla nave alla banchina, dalla banchina al piazzale, e poi se ne vanno via. È lo stesso, come dire, questo nel ciclo in import, e l'opposto, l'inverso nel ciclo in export. È fondamentale quindi l'attenzione, e forse, volendo sintetizzare il significato della legge 84-94, possiamo dire si è ricercata soprattutto e privilegiata l'efficienza lato banchina dei porti, coinvolgendo ovviamente gli operatori privati con lo strumento delle concessioni, introducendo il cosiddetto modello landlord. Successivamente ci si è resi conto, come dire, che questo forse non era sufficiente, non era più al passo col tempo. Nel frattempo, come dire, è esplosa l'importanza della logistica, quindi la capacità, diciamo così, di gestire in maniera efficiente, in maniera anche ovviamente anche efficace, il flusso delle merci, che non si ferma al porto. Il porto è semplicemente il nodo, sperabilmente il nodo che riesce ad essere attraversato nel modo più fluido possibile, ma l'efficienza, come dire, la si deve leggere, guadagnare sull'intero, diciamo, l'intera supply chain, o comunque sull'intera filiera del trasporto. E questo ha anche sconvolto, possiamo dire, quello che era il retroterra dei porti, l'interland dei porti, che è passato dall'essere un interland che in qualche modo era nell'intorno del porto, ad essere un interland che smette di essere captive, come dire, di essere in qualche modo di riferimento per un singolo scalo, ma si è allargato enormemente, addirittura in molti casi, soprattutto per i porti più grandi, ma Genova è anche tra questi in Europa, supera anche i confini nazionali, o potrebbe superarli se, come dire, avessimo una rete di trasporti anche probabilmente un pelino più efficiente. Ma ci sono, come dire, non è che rappresentino un confine invalicabile, ecco, le nostre Alpi, vi è questa possibilità. Quindi, dicevo, è cambiato notevolmente anche il rapporto con il retroterra. Il retroterra che molto spesso è un retroterra che dista diverse decine, ma anche qualche centinaio di chilometri dal porto. Quindi anche qui si pone un tema, poi non so se riusciremo ad affrontarlo quest'oggi, ma in qualche modo di rappresentatività di questo retroterra rispetto o all'interno, come dire, delle organizzazioni portuali, perché molto spesso diciamo così, la fortuna in termini di traffico si gioca anche su queste relazioni, che sono relazioni molto lunghe, che implicano distanze particolarmente severe. Non solo, come anticipava Lorenzo prima,
è cambiata radicalmente l'offerta nell'ambito dell'industria del trasporto marittimo, in particolare quello di linea. Abbiamo a che fare con compagnie sempre più grandi, con compagnie che numericamente sono anche minori, in numero minore rispetto al passato. Ci troviamo di fronte con dei veri e propri colossi. Giusto in questi giorni sui social veniva come dire, pubblicizzato il fatto che MSC ha da poco superato una capacità di 7 milioni, mi pare, di contenitori di capacità istantanea della loro flotta. Quindi numeri che appunto nei commenti a questo post che leggevo c'era una persona che diceva: ma quando io sono entrata a lavorare in questo settore in realtà la metà circa la faceva l'intera flotta mondiale, oggi la fa una sola compagnia. Questo per dare un'idea di quanto è il potere anche dal punto di vista commerciale di questi operatori, che appunto si trovano, come dire, a contrattare con singole autorità di sistema, e spesso questi ultimi nella posizione un po' scomoda, come dire, di dover forse accettare determinate richieste, perché il rischio è che o viene questo operatore o forse non viene nessun altro, perché poi una volta che li abbiamo ripartiti per le tipologie di rotte o per gli accordi di alleanze che ci sono tra questi operatori, poi la competizione si gioca spesso tra 3-4 player, diciamo, non tanti di più, quindi, come dire, rifiutarne qualcuno può essere un problema. Quindi c'è anche questo aspetto che probabilmente questo nuovo testo cerca di affrontare in qualche modo. Però appunto era nata, come dire, è nata in questi 30 anni di vita della legge 84-94 più volte l'esigenza, e si è, credo, più di un governo ha tentato di mettere mano alla legge. L'intervento più rilevante è quello del 2016, se non sbaglio la data, che ha trasformato e ridotto quelle che erano le ormai diventate 24, mi pare, autorità portuali in 16 autorità di sistema portuale, nel tentativo, come dire, di ricercare una organizzazione in qualche modo un po' più coerente rispetto all'assetto dell'industria del trasporto via mare. Ma questo non era ancora probabilmente sufficiente, e difatti era stato, come dire, promesso da questo governo l'intervento sulla legge, e come anticipavo prima sembra che ci siamo. Come dire, un testo è stato prodotto, ed è quello che in qualche modo proviamo oggi a commentare insieme a voi. Rilascerei la... È proprio così, e questo, se si pensa in un certo senso alla fatica che era stata fatta nel 2016 per arrivare a questa riduzione, perché poi chiaramente nel momento in cui ci sono delle perdite di posizioni di potere, perché anche così bisogna interpretare questo tipo di provvedimenti, ci sono grandissime resistenze, ci rendiamo conto oggi di quanto, non voglio dire irrilevante, ma quanto poco sistematico fosse stato quell'intervento, che era un intervento fondamentalmente di semplice riduzione dei soggetti interlocutori, e quindi di un aumento della loro capacità di presenza o importanza relativa, tanto è vero che oggi ci troviamo a tanti anni di distanza, alcuni anni di distanza, davanti alla necessità di un intervento come dire, che ci porta su un altro piano. Allora, abbiamo di fronte a noi questo disegno di legge, entrambi lo abbiamo avuto per canali, diciamo, semi ufficiali, più ufficiale il canale forse del professor Ferrari del mio, ma quindi dobbiamo fare e ribadire, il testo è lo stesso, dobbiamo fare e ribadire la premessa che stiamo parlando di un qualche cosa che potrebbe essere, ma
il testo è abbastanza preciso nelle sue linee e corrisponde alle voci, se così si può dire, che erano circolate, alle interviste che erano state rilasciate, anche alcune richieste che erano state fatte e esigenze che erano state presentate degli operatori. Quindi è sicuramente un testo che costituisce, io immagino, il punto di partenza per una riflessione che negli organi pertinenti si farà, ma diciamo una base di partenza seria. La prima cosa, l'aspetto più importante, lo diciamo subito e ne parleremo dai nostri due punti di vista, è la creazione di questa società, Porti d'Italia SPA. È una società di diritto privato ma a intero capitale pubblico, al quale è attribuito un ruolo del quale poi discuteremo. Ma la prima cosa che vorrei dire è che rispetto alla legge Porti originaria e oggi in vigore, questo disegno di legge si propone un ampliamento delle materie coperte. Perché cercheremo di dimostrare, di far vedere come questo ampliamento è un ampliamento sostanziale, non solo a parole. Vengono inclusi tra gli obiettivi di questa normativa anche la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale, quindi realizzazione di infrastrutture disciplinata dalla possibile nuova legge Porti, e la promozione dello sviluppo integrato in rete del settore portuale anche rispetto ad obiettivi di connettività sostenibile collegati allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, Trans-European Network. Quindi la normativa che ci si propone di adottare si aggancia in qualche modo, se non altro a livello di dichiarata coerenza, con la normativa europea che disciplina le reti transeuropee dei trasporti. Veniamo a questa società Porti d'Italia. Mi sembra che la ratio che sta dietro questa novità è la volontà di creare un livello decisionale più elevato nel senso che si pone su una dimensione nazionale e non più locale, che non è un soggetto politico, perché si tratta pur sempre di una società per azioni, quindi è qualcosa di diverso da un Ministero dei Trasporti, ma che ha poteri più incisivi di un qualche cosa che già esiste, che è la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale. Quindi si vuole in qualche modo non solo istituzionalizzare un coordinamento tra le autorità di sistema portuali, coordinamento che c'è già ed è istituzionalizzato attraverso questa conferenza nazionale, ma creare un qualche cosa di separato che possa avere una visione unitaria per quella che è la strategia portuale del Paese, e grazie al suo ruolo centrale in qualche modo superare uno dei problemi che affligge, io credo, il settore portuale, che è la frammentazione delle procedure, attraverso un maggiore coordinamento anche dal punto di vista delle caratteristiche delle procedure autorizzative, dei procedimenti autorizzativi. Quindi una centralizzazione delle decisioni strategiche, soprattutto quelle collegate agli investimenti infrastrutturali, e una semplificazione e, si spera, anche un'accelerazione dei processi di pianificazione e di autorizzazione delle opere. Questa società per azioni Porti d'Italia avrà però due anime, e in questo ci potrebbe essere, allora, prima di parlare delle anime,
che stanno molto, diciamo così, dentro, nascoste, parliamo di qualcosa che sta più all'esterno, e cioè intanto l'oggetto sociale. L'oggetto sociale di questa società Porti d'Italia è la promozione della rete italiana della portualità, punto. La governance è una governance che prevede un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale, consiglio di amministrazione di nomina di 5 membri, nomina in parte 2 membri di designazione Ministero dell'Economia, 2 membri di designazione di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e una persona di designazione, un componente di designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con presidenza del Consiglio di amministrazione affidata a un rappresentante del Ministero dell'Economia e l'amministratore delegato a uno dei componenti designati dal Ministero dei Trasporti. Quindi questo è un po' l'aspetto formale, la forma societaria, la governance, l'oggetto sociale. Per quanto riguarda, dicevo, la doppia anima, questa doppia anima riguarda da un lato attività che la società Porti d'Italia svolgerà, andrebbe a svolgere in regime di concessione, e dall'altro lato attività che la società Porti d'Italia andrà a svolgere in regime di mercato. Quindi questo è un potenziale problema, perché è vero che, e posso anche leggere dei miei appunti la descrizione delle attività svolte in un modo e la descrizione delle attività svolte nell'altro modo, ma è vero, l'esperienza ci insegna che il confine tra quello che è svolto in regime di concessione e quello che è svolto in regime di mercato è piuttosto, o può essere piuttosto labile. Dal punto di vista giuridico è soggetto allo scrutinio, al monitoraggio e allo scrutinio delle istituzioni dell'Unione Europea, Commissione e Corte di Giustizia, e c'è sempre il rischio del soggetto che, approfittando di questo duplice cappello, tenda a smarcarsi da regole di concorrenza che gli sarebbero altrimenti applicabili. Per fare un esempio, in regime di concessione è previsto che vengano prestati servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale, di opere infrastrutturali e interventi di manutenzione straordinaria, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'infrastrutturazione, se così si può dire, perché è in qualche modo, diciamo, l'anima pubblica di questa società, ma questa società è anche una società che è sul mercato, e sul mercato può svolgere attività di progettazione o realizzazione di infrastrutture relative alle attività marittime, nonché, questa è la parte più forse che sarà più attenzionata, realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi nel settore delle infrastrutture portuali. Commentavamo con Claudio che è precisato che questa attività di consulenza può essere svolta all'estero o in Italia. E quindi siamo rimasti piuttosto stupiti, ma forse, almeno parlo per me ovviamente, ingenuamente, che una società che ha come oggetto sociale la promozione della rete portuale italiana, che si chiama Porti d'Italia, possa svolgere consulenze e studi anche all'estero. E ci siamo dati come risposta: questo potrebbe accadere per esempio laddove in porti che si trovano all'estero sono presenti interessi economici italiani sotto forma di partecipazione o altrimenti, perché risulterebbe piuttosto curioso che questa società andasse a fare della consulenza semplicemente a favore di un soggetto che è un porto straniero in concorrenza con i porti italiani. Un'altra
Un altro intervento che è collegato al ruolo di Porti d'Italia, che ci si propone di fare rispetto al testo vigente della legge Porti, è una migliore classificazione delle diverse categorie di interventi, ovviamente con una diversa disciplina dal punto di vista dei procedimenti, delle procedure applicabili, della ripartizione degli oneri per sostenere queste opere e via discorrendo. Quindi si distingue tra opere infrastrutturali, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione ordinaria. La cosa particolare è che una delle attività più problematiche, che è il dragaggio, a seconda delle sue caratteristiche caso per caso può rientrare in ciascuna di queste tre categorie di intervento in ambito portuale. Forse mi fermerei qui su Porti d'Italia, poi possiamo dire qualcos'altro e ti lascerei nuovamente la parola. Grazie. Sì, parto a ritroso, come dire, partiamo dalla fine. I dragaggi. Effettivamente questo è un aspetto, come dire, problematico, critico nella gestione operativa dei singoli porti, questo perché naturalmente, come dire, il fondale tende a, come dire, riempirsi in qualche modo di detriti, e quindi la possibilità di considerare i dragaggi, se ho letto bene il testo, quelli che sono volti, come dire, a mantenere la profondità, come dire, usuale dello specchio acqueo del bacino, rientrano tra le attività ordinarie e quindi soggetti, come dire, ad un processo autorizzativo molto più snello, e questo dovrebbe semplificare come dire, la vita delle nostre autorità portuali. Venendo invece a Porti d'Italia, ecco, come si diceva già prima, questa è forse la novità principale di questo testo, di questo disegno di legge, ed è quella che come dire, forse ha il maggior impatto sulla governance dei porti, perché appunto introduce questo livello di coordinamento nazionale che, è vero, esisteva già, ma era molto più snello, molto meno formalizzato. Qui sembrerebbe quasi che la scelta sia quella di ripercorrere un modello simile, un modello di governance dei porti simile a quello spagnolo, dove c'è la società Puertos del Estado che si occupa di una serie di mansioni di gestione dei porti per tutti i porti considerati di interesse nazionale e internazionale. E qui sembrerebbe avvenire grosso modo lo stesso, anche se con, diciamo, competenze un po' diverse, perché qui il mandato è limitato, come se fosse poca cosa, alla realizzazione, costruzione, progettazione delle opere infrastrutturali considerate prioritarie, quindi di interesse strategico, e questo, dicevo, è forse il cambiamento più rilevante, che presenta sicuramente degli aspetti positivi, perché consente intanto di avere una lettura di tutti i tanti interventi che le singole autorità di sistema e i singoli porti sono interessati a realizzare, permette di appunto leggerli in qualche modo tutti insieme, capire anche quali sono eventualmente le convergenze o eventualmente i punti di conflittualità tra i vari interventi. Compito di questa società sarà quello di ordinarli, quindi di indicare una lista di priorità, e questo forse sarà il compito più delicato, anche perché
la principale fonte di finanziamento della Società Porti d'Italia proviene appunto da parte degli incassi, diciamo così, delle singole autorità del sistema portuale relativamente ai canoni concessori e alle tasse che vengono pagate dalle merci in transito. E quindi immagino che poi la difficoltà operativa sia quella di gestire il rapporto tra quanto la singola autorità di sistema, come dire, conferisce in termini di finanziamento e quanto poi si vedrà in qualche modo ritornare in termini di lavori che verranno realizzati. Quindi su questo aspetto credo che potrebbero nascere, come dire, i principali problemi nell'ordinamento appunto di queste priorità, perché appunto se il testo dovesse passare così come lo abbiamo letto, il processo, come dire, prevede che le singole autorità di sistema portuale definiscano quelle che per loro sono le priorità di intervento, le conferiscano, come dire, le inviino, diciamo così, alla Società Porti d'Italia, che poi deve metterle in un ordine prioritario, e prioritario non soltanto probabilmente relativamente all'urgenza, ma forse anche alla capacità finanziaria di realizzazione di questi investimenti. Quindi questa è la parte, come dire, più critica, però il vantaggio, come dicevo, di questa operazione potrebbe essere appunto sia la ricerca della dimensione ottimale di determinati investimenti, e quindi la possibilità anche poi di fare in modo che, una volta che gli investimenti infrastrutturali sono fatti, vengano anche in qualche modo operati in modo da poter determinare le vantaggi, economie di scala che la loro realizzazione, come dire, faceva immaginare, perché non ci sarebbe, come dire, nulla di cui vantarsi dall'aver realizzato un'opera che poi non è interamente sfruttata, no? Quindi sicuramente, dicevo, il vantaggio può essere questo, di mettere a sistema tutti i, potremmo dire, desiderata delle singole autorità di sistema, immaginando appunto un disegno di sviluppo della portualità nazionale. Quindi direi che non soltanto si inserisce questo ulteriore, diciamo così, livello di governo nell'ambito della governance dei porti, ma in qualche modo cambia radicalmente la strategia. Se prima, come dire, con la legge 84-94 e le modificazioni, come dire, intervenute, si dice così forse dalle vostre parti, modificazioni intervenute, e integrazioni intervenute, dicevo, aveva lasciato grande autonomia ai singoli scali. Ora in qualche modo questa autonomia va, come dire, gestita coerentemente, concordemente con la visione di Porti d'Italia, che è questa nuova società in cui ovviamente le autorità portuali, le attuali autorità del sistema portuale sono rappresentate in qualche modo. Questo, direi, dal punto di vista del modello di governance, gli aspetti di novità, di rilevante novità introdotti dalla legge con l'introduzione di questa società. Sulle fonti di finanziamento, appunto, dicevo, c'è un fondo di cui ero perso il nome. Ok, ci posso arrivare. Ecco, sì, un'altra cosa interessante è che la società non è, si prevede avere, anche per gestire i compiti che vengono indicati dalla possibile norma, potrebbe avere una dimensione cospicua, perché si prevede che addirittura possano essere trasferiti alla società Porto d'Italia fino ad un massimo di 150 unità di personale da parte delle attuali autorità del sistema portuale. Quindi non si tratta soltanto di, come dire, un tavolo di coordinamento, concertazione, ma proprio di una realtà diciamo piuttosto strutturata, dalle dimensioni piuttosto cospicue.
Ovviamente il duale di questo è che si ridurrà il personale delle singole autorità del sistema portuale, anche perché talune funzioni da queste ad oggi ricoperte vengono trasferite alla nuova società. Ok, direi che per la parte forse di... Sì, ecco, l'ultimo aspetto come dire, curioso è che alla Porte d'Italia si assegna anche tra le funzioni quella di curare le strategie di marketing e di promozione della rete italiana della portualità. Quindi di nuovo questa che era un'attività fino ad oggi, come dire, in carico ai singoli porti, è gestita in maniera autonoma, non che si dica che non la possono più fare ovviamente, però in qualche modo dovrà coordinarsi con l'attività della società Porte d'Italia, che probabilmente anche per le capacità finanziarie avrà un ruolo non di secondo piano. Ecco. Okay. Forse direi ancora un paio di cose su questi argomenti, cioè sull'autorità di sistema portuale e nel futuro. E mi sembra che ci siano due considerazioni qui da fare. La prima è se questo disegno di legge verrà trasformato in legge e quindi più o meno in questa forma vedrà la luce, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chiaramente uno dei temi sarà evitare sovrapposizioni tra il ruolo dell'autorità di sistema portuale e la società Porti d'Italia. L'altro tema, e questo accenno che hai fatto alla forza lavoro in un certo senso, è un po' una spia di attenzione. Bisognerà anche monitorare che le cose non tendano a cambiare molto meno di quello che ci si aspetti per tendenze a conservare lo status quo. Mi immagino già per esempio dipendenti della società Porti d'Italia che sono distaccati nelle autorità di sistema portuale perché lì hanno lavorato un certo numero di anni e magari anche effettivamente la presenza è più importante nel luogo dove le ricadute delle decisioni si prendono che non invece nella capitale. Questo chiaramente potrà essere ragionevole se non significherà che fondamentalmente questa società Porti d'Italia risulti, diciamo, una costruzione esorbitante rispetto alle funzioni che poi effettivamente andrà a svolgere. Quello che è importante è che è prevista una rete, una forma di interazione, sono previste modalità di interazione tra Porti d'Italia sia la conferenza di coordinamento delle autorità di sistema con la quale la Porti d'Italia sottoscriverà una convenzione quadro i cui contenuti sono già in parte disciplinati da questa legge, ma sono previste anche convenzioni attuative tra la società Porti d'Italia e ciascuna autorità di sistema, dove per l'appunto le questioni relative alle esigenze di ciascuna autorità di sistema potranno essere prese in considerazione. E sono assolutamente d'accordo con quanto tu dicevi, che è indubbio che le autorità di sistema continueranno a mantenere un ruolo importante, ma penso anche che ci sarà una certa preoccupazione da parte dei territori rispetto alla possibilità che lo spostamento del baricentro decisionale dal luogo dove il porto si trova a Roma determini una, come dire, diminuzione della possibilità di influenzare su queste decisioni e la preoccupazione che ci siano dei territori più influenti di altri nel momento in cui queste decisioni vengono prese. L'esempio che tu hai fatto relativo alla individuazione in via prioritaria
delle infrastrutture strategiche da realizzare nel settore portuale è molto importante, perché lì si capisce che il legislatore futuro, il legislatore che verrà, ha ben presente la necessità di sentire la voce di chi è sul territorio, e quindi le decisioni in ordine alla priorità vengono prese, sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, ma anche, come dicevi, previa ricognizione di quelli che sono i fabbisogni esposti da ciascuna autorità di sistema, che poi come dire, l'insieme dei fabbisogni esposti costituisca una pretesa irraggiungibile, e che quindi sia necessario operare delle scelte, come dicevi, in ordine al quali opere effettivamente mettere in elenco e all'ordine prioritario in cui inserirle. Chiaramente lì è proprio il punto dove bisognerà stare molto attenti a che non ci siano, non si infiltrino, per così dire, degli interessi che vanno al di là della equa comparazione di quelle che sono le esigenze dei diversi territori. Volevamo aggiungere forse qualche cosa in ordine a qualche aspetto di tutela ambientale, lo dico io? No, volevo aggiungere qualcosa ancora sulle... Sì. Su cosa resta, diciamo così, all'autorità del sistema portuale. Beh, intanto sono alcune novità, oltre, come dire, al passaggio di alcune funzioni dall'autorità di sistema alla nuova società Porti d'Italia. Resta però in capo ovviamente ad ogni singola autorità di sistema portuale la redazione del piano regolatore, la redazione di quello che è il DEASP, quindi il documento per gli aspetti, la programmazione in ambito ambientale, e la definizione, come abbiamo già ribadito a questo punto più volte, anche di quelli che sono gli interventi prioritari. Ci sono alcune ulteriori novità che riguardano le autorità di sistema portuale, tra queste una che ha a che fare con il sistema contabile. Si introduce la contabilità economico-patrimoniale, quindi si passa, diciamo, ad una gestione contabile forse più coerente, più facile anche da leggere dai soggetti esterni, che non è solo ed esclusivamente finanziaria come diciamo quella attuale, che ha l'obiettivo, poi questa non è la mia materia, spero di non dire delle fesserie, ma che ha l'obiettivo di soprattutto mettere in evidenza la capacità di creare valore da parte in questo caso dell'istituzione o comunque dell'ente che la realizza, e non semplicemente un rapporto contabile tra entrate e uscite finanziarie. Quindi questo è un aspetto, come dire, che in qualche modo sta attraversando tutta la pubblica amministrazione, in qualche modo è arrivato, sembra arrivare, stando a questo testo, anche all'autorità del sistema portuale. Quindi qui ci sarà, come dire, la necessità di adeguarsi, quindi probabilmente anche un primo periodo di difficoltà anche nel passaggio a questo nuovo sistema. D'altronde l'abbiamo visto anche noi all'università che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, come dire, lo stesso passaggio. Coerentemente con la costituzione della società Porti d'Italia, direi, anche se non è esplicitato, però sembra che per garantire un coordinamento, diciamo così, anche funzionale tra l'operatività delle singole autorità di sistema e la Porti d'Italia, si prevede che vi sia all'interno del comitato portuale un rappresentante nominato da Porti d'Italia.
Quindi questo è un altro aspetto in qualche modo nuovo. Non ci sono, se non per questo che ho appena detto, altre modifiche rispetto alla conformazione e rappresentanza all'interno del comitato portuale. Sappiamo che ad esempio molti degli operatori avrebbero forse preferito ritornare ad una situazione passata in cui anche la loro voce in qualche modo era rappresentata all'interno del comitato portuale, ma se poi questo risulterà essere il testo definitivo, questo non c'è. Restano in un comitato consultivo, ovviamente. L'altro aspetto che per me è, come dire, forse limite, in tutte le varie commissioni e comitati si fa sempre riferimento a quella che è la realtà portuale, però in qualche modo, come dire, quasi negando un po' quello che diceva all'inizio, cioè il fatto che oggi i territori che fruiscono della portualità sono molto più ampi e quindi, come dire, che gli interessi, gli stakeholder, volendo usare un termine inglese, del porto non sono soltanto nel porto o nell'intorno del porto, sono spesso in aree molto diverse. Quindi ad esempio sarei atteso che ci potesse essere in qualche comitato consultivo anche rappresentanti delle piattaforme logistiche, dei centri intermodali, perché anche, come dire, la capacità di ampliare l'Interland, di servire meglio le aree di mercato del porto dipende anche dal tipo di connessioni che con queste si riescono ad avere, e questo invece è un punto che non ho ritrovato, come dire, nel testo. L'altro elemento che non è strettamente una novità, direi, però Lorenzo può correggermi sicuramente se sbaglio, però lo si ribadisce, quindi, come dire, è oltremodo utile continuare a scriverlo, la necessità di procedere, ad esempio nell'attribuzione delle concessioni, ad utilizzare procedure ad evidenza pubblica. Quindi tendenzialmente, diciamo, dovrebbero essere gare nell'attribuzione delle concessioni. Viene ripreso anche in qualche modo, e quindi entra all'interno della possibile legge di riforma portuale, il decreto che ha, diciamo, messo ordine nelle concessioni portuali, e si ribadisce il divieto ad essere titolari di più di una concessione per la stessa funzione, per la stessa tipologia all'interno dello stesso porto. Quindi in qualche modo si cerca di salvaguardare una possibile competizione intraportuale, anche se poi sappiamo che in realtà questo è molto complicato da realizzarsi per una serie di ragioni, intanto perché gli operatori sono sempre meno, tendono ad accorparsi, c'è un problema appunto di dimensionamento minimo ottimale che in qualche modo contrasta con l'idea di competere per la stessa funzione all'interno del porto. Però appunto dal mio punto di vista direi che è fondamentale il mantenimento dell'obbligo delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, ovviamente le concessioni che si vorranno rinnovare in questo modo. Non si dice nulla, ma forse non era questo, come dire, il luogo dove poter entrare su questo argomento, sulla durata delle concessioni, su cui, come dire, una posizione un po' particolare, tranne la concessione ai Porti d'Italia, che però è per 99 anni, quindi, però questa ha natura differente, quindi diciamo su questo può andare bene anche così, ecco. Quindi si direi queste un po' le novità sull'autorità di sistema. Dunque, allora riprendendo dalle cose dette in apertura, abbiamo cercato di evidenziare l'esigenza di una riforma della legge 84 del 94
in ragione del mutato contesto, direi soprattutto economico. Ma non solo economico, perché un tema è certamente il dimensionamento degli operatori economici e lo si può dire, questo è un termine invece non giuridico ma più economico, lo scaling up in qualche modo del decisore pubblico, che non può più essere, se si tratta di decisioni strategiche, il porto o l'autorità di sistema, deve essere, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti di tipo infrastrutturale, un decisore nazionale. E questo obiettivo effettivamente il disegno di legge sembra perseguirlo. Dietro vi è la necessità di evitare che i porti o i sistemi portuali, facendosi concorrenza tra di loro o anche semplicemente non coordinando le proprie strategie tra di loro, facciano la fortuna dei concorrenti comuni che si trovano in altri paesi. Però ci sono anche almeno due altri grandi cambiamenti che sono intervenuti in questi 30 anni. L'affermazione dell'approccio, un approccio di impresa, ma anche di impresa pubblica, nel senso della sostenibilità ambientale, e diciamo così, un necessario adeguamento a quello che è di quelle che sono le innovazioni prodotte sul fronte del digitale. E quindi ci si sarebbe attesi forse anche un aggiornamento della normativa da questi due punti di vista, soprattutto forse dal punto di vista della introduzione di maggiori riferimenti al principio di sostenibilità e nella legislazione portuale. In realtà, e forse questo è anche un po' un segno dei tempi, la sostenibilità non è oggi di moda come lo era 5 anni fa o 10 anni fa. Questo non è accaduto. Molte delle disposizioni di carattere ambientale, per così dire, che troviamo nel disegno di legge riprendono identiche previsioni che erano già previste nella legge 84-94. C'è, l'ho ricordato all'inizio, all'articolo 1, paragrafo 1 del disegno di legge, un riferimento alla sostenibilità come obiettivo, che però è qualcosa di diverso che non introdurre degli specifici obblighi, ancor più degli specifici obblighi di risultato. Anche quando si tratta di dragaggi, diciamo così, le avvertenze di carattere ambientale non sono particolarmente pregnanti, con una importante, direi, eccezione che mi fa piacere evidenziare e che riguarda il recupero dei rifiuti che risultano da queste attività. Il legislatore, se questo testo sarà confermato, introduce sotto questo specifico profilo concetti quali la politica di sostenibilità e l'economia circolare e dice di voler incentivare operazioni di recupero dei rifiuti o di riutilizzo dei materiali, perché come sappiamo c'è sempre anche un grande tema di qualificare come rifiuto oppure no, a seconda della riutilizzabilità o no del bene di cui si tratta, e quindi previo l'ottenimento di tutti i pareri delle autorità che sono competenti in materia, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'azienda sanitaria locale, eccetera eccetera, tra l'altro pareri da rendere in tempi particolarmente stretti, si parla di 15 giorni dalla richiesta. Quindi nell'ambito del tema del
recupero del riuso dei rifiuti e dei materiali che sono il frutto di queste operazioni, previo l'ottenimento di questi pareri, si prevede che venga adottato da parte delle autorità di sistema dei progetti per la gestione integrata e circolare dei rifiuti che ne garantisca il miglior utilizzo anche in siti diversi da quello di origine, introducendo un'eccezione in forma di legge al principio secondo cui i rifiuti devono essere smaltiti il più vicino possibile al luogo dove vengono prodotti, ma se possono essere riutilizzati in un'ottica di circolarità, questo chiaramente può avvenire anche in siti diversi da quello di origine. Forse mi fermerei anche su questo punto. Sì, su questo posso integrare su questo. Effettivamente sì, a parte appunto quello che viene indicato come obiettivo di connettività sostenibile nell'articolo 1 della legge, di questo disegno di legge, poi i riferimenti alla sostenibilità e all'ambiente vengono soltanto ripresi quando si parla del documento di pianificazione, appunto il DEASP, che però era già previsto, sì, non è una novità. Ecco, su questo potrebbe essere uno degli elementi critici, anche perché la sostenibilità in una logica di, di impatto zero delle attività portuali potrebbe voler dire per i porti seguire strade anche significativamente diverse l'una dall'altra in funzione del tipo di traffici che governano, e quindi lì sarà probabilmente critico riuscire a trasferire la singola specificità magari la singola autorità di sistema portuale o del singolo porto o del tipo di traffici che si fanno, per far comprendere come magari un determinato intervento serva in quel porto entro una determinata data per raggiungere lo scopo della sostenibilità, perché diversamente da quello che è stato in qualche modo fino ad oggi, qui le strade possono separarsi dai singoli, per i singoli porti. Quindi questo è un aspetto secondo me che potrebbe risultare critico. Dopodiché appunto sempre in termini che ha a che fare con la sostenibilità, appunto abbiamo detto c'è il tema dei dragaggi, che però abbiamo già in qualche modo affrontato. L'altra cosa che supporta il commento che Lorenzo faceva prima, cioè forse è finita l'epoca un po' della spasmodica attenzione alla sostenibilità, deriva anche dal fatto che gli interventi l'elenco delle opere realizzate da Porti d'Italia non è più soggetto alla valutazione ambientale strategica, quindi mentre resta per altre tipologie di intervento, per queste viene in qualche modo si cerca questa via di semplificazione, che però trattandosi di un documento ancora a livello pianificatorio e strategico forse avrebbe senso che si mantenesse questa verifica, però appunto è anche vero che questo è un testo che non è ancora definitivo, quindi potrebbe essere ancora soggetto a qualche mutamento, e magari proprio su questi aspetti qui, ecco. Però per il resto diciamo che l'attenzione alla sostenibilità e tutto sommato anche all'altra trasformazione che sta avvenendo, quella della digitalizzazione, non si ritrovano. Però direi che forse per l'impronta che è stata data a questo testo ce lo si poteva attendere, nel senso che qui mi sembra che l'attenzione sia stata data
soprattutto al cercare di dotarsi di uno strumento che consenta da un lato di realizzare gli interventi che possono sviluppare la rete nazionale, cercando di evitare sovrapposizioni, duplicazioni che non farebbero bene a nessuno, come dire, che potrebbero rivelarsi poi effettivamente in una spesa, come dire, inefficace, e quindi l'accento è stato posto prevalentemente su questi aspetti più che su altri, con possibili sicuramente ricadute positive, con alcuni elementi che abbiamo cercato di sottolineare possibilmente critici, quindi qui poi sarà la capacità anche delle singole persone che saranno chiamate a governare autorità di sistema da un lato, Porti d'Italia dall'altro, questi processi. Ecco, mentre Lorenzo parlava mi sono accorto di aver detto una cavolata. Nel Comitato Portuale c'è un membro espresso dal governo e non da Porti d'Italia. Porti d'Italia partecipa soltanto per le parti, diciamo, che in qualche modo interessano gli interventi che sono di competenza di Porti d'Italia. Questi direi i principali, forse le principali novità in qualche modo emerse dalla lettura di questo testo, peraltro piuttosto lungo e corposo, che, come dire, vedremo se sarà in qualche modo confermato dall'Aula e se diventerà, come dire, il nuovo assetto per i porti nazionali. Ecco. Grazie a voi, se ci sono ovviamente domande, non so se anche chi è a casa può fare domande, eventualmente siamo qua. Ecco. Io vi ringrazio molto perché ci avete dato delle informazioni, altro che quadro normativo in evoluzione, direi assolutamente attivissimo. Ci sono delle domande su questa cosa? Scusami, arrivo. Prego. Grazie, ringrazio per l'esposizione. Io non ho capito di chi ha l'iniziativa di questo disegno di legge e l'utilità della società di diritto privato con capitale pubblico. L'utilità attesa quale sarebbe? Grazie. Io e poi semmai tu dici il contrario. Dunque, l'iniziativa direi che è un'iniziativa governativa. È il viceministro Rixi che in particolare, da quello che mi risulta, ma io non ho contatti o rapporti particolari, si sta spendendo molto, e con lui l'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa, diciamo, la risposta dovrebbe essere la risposta alla prima domanda. La risposta alla seconda domanda, diciamo, abbiamo cercato di sottolinearlo in vari momenti dei nostri interventi. Decisioni che riguardano l'infrastrutturazione dei porti e che quindi hanno carattere strategico, da un lato per le risorse che questa infrastrutturazione richiede, in secondo luogo per i tempi che le opere per la loro costruzione richiedono, in terzo luogo perché si tratta di interventi di durata e quindi che poi sono destinati a rimanere, non possono, questa è la visione, più essere lasciati all'iniziativa locale, perché una somma di iniziative locali può fare il male del sistema portuale nazionale, perché se la decisione che viene presa dall'autorità di sistema A in qualche modo non è coordinata o coerente con l'iniziativa che viene presa dall'autorità di sistema B, perché non c'è un centro decisionale dal punto di vista strategico, e si rischia di creare una situazione, un contesto del quale beneficia
un porto e quindi un'economia che non è l'economia nazionale. Direi che questo è, molto semplificando, il... Sì. No, la forma dell'SPA credo per poter poi operare anche nel libero mercato. Il fatto che sia pubblica direi che è perché le infrastrutture devono essere pubbliche. Forse l'elemento che non abbiamo sottolineato è che comunque questa legge ribadisce che i porti sono pubblici, quindi che il modello è quello di un asset pubblico che può essere dato in gestione operativa ad un operatore privato attraverso lo strumento dell'autorizzazione ex articolo 16 o della concessione ex articolo 18 di quella che oggi chiamiamo legge 84-94 e successive modifiche. Però dal punto di vista dell'economista è bene che sia così, perché non avrebbe senso lasciare all'iniziativa privata, da un lato perché nell'asset pubblico occorre salvaguardare la possibilità che tutti possano utilizzarlo, cioè il singolo, diciamo, gestore di un terminal non può non servire una nave che arriva. Poi può avere degli accordi privilegiati con determinati operatori, garantire delle tariffe eventualmente di favore, ma non può negare il servizio ad un soggetto, ad un possibile, diciamo, cliente. Il coordinamento, come diceva Lorenzo, ha un senso proprio perché il rischio quando costruiamo delle infrastrutture, se lasciamo, come dire, che i centri decisionali siano tantissimi, è quello che di fatto si facciano concorrenza l'un l'altro creando un possibile eccesso di capacità. Però un eccesso di capacità significa semplicemente aver investito dei capitali che rientrano, se rientrano, molto lentamente nel tempo, e quindi, diciamo, la capacità di quell'asset di generare valore si riduce fortemente. Quindi non avrebbe, tanto più che le infrastrutture che vengono oggi richieste per l'attività di molte funzioni portuali sono interventi di grande rilevanza. Cioè, basti pensare appunto alla diga che stiamo costruendo, non stiamo posando 2 o 3 cassoni da poca roba, come dire, stiamo investendo tantissimi soldi. Non possiamo pensare che un'opera del genere si faccia non soltanto in tutte le 16 autorità di sistema portuale, ma in tutti i numerosità maggiore porti. In qualche modo occorre arrivare a scegliere dove concentrare determinate funzioni. Ovviamente questo processo di scelta ha un suo, come dire, razionale dal punto di vista economico. È evidente che quando poi la traduciamo in intervengo qui piuttosto che intervengo là, poi bisogna vedere se si ha la capacità anche politica, come dire, di portare a casa un determinato risultato. Però direi che il senso di avere una società che da un lato coordina gli interventi e forse per il livello anche, come dire, di visione è in grado di probabilmente meglio, come dire, ordinare in senso prioritario gli interventi da realizzare, ha una sua logica, così come quella di realizzare gli asset con capitale pubblico ma che restano di natura pubblica, perché sono opere che poi hanno una vita utile, come dire, molto lunga nel tempo, quindi che oggi possiamo dare in concessione all'impresa A, ma domani fra qualche decina d'anni questa concessione può passare all'impresa B, quindi, come dire, d'altronde non troveremmo neanche nessun operatore privato disposto a investire in una diga, in un terminal completamente nuovo, cioè anche laddove hanno partecipato, ma spesso hanno partecipato a una porzione degli investimenti, il grosso dell'investimento era di natura pubblica. Sulla domanda mi sembra che poi il cuore della domanda fosse, ma io non avevo, perché una società di diritto privato, allora ecco, beh, questo è una scelta chiaramente della politica.
la risposta più semplice è che la società di diritto privato è molto più agile dal punto di vista del funzionamento e del modo di operare, e quindi è più in linea con quelle che sono le esigenze della modernità o della contemporaneità. Da anni ormai il nostro ordinamento, il nostro paese, ma questo credo che, non sono un grande esperto in materia, si ritrovi anche in altri paesi, ha fatto la scelta di chiamiamolo così, un intervento pubblico in economia che ha la forma privatistica, e di questo si trovano diversi esempi. Probabilmente la volontà di rendere questo soggetto un interlocutore più affidabile, più raggiungibile, più comprensibile anche da parte di chi opera nel mercato ha spinto verso questa decisione. Il rischio sarebbe stato quello di avere una autorità o un'altra tipologia di soggetto pubblico che però probabilmente non avrebbe potuto raggiungere con la stessa efficacia i risultati che si pensa, che si vorrebbe, che si intenderebbe fare raggiungere a questo soggetto. Ecco, questo forse è una possibile spiegazione. Complimenti per la relazione, che è stata molto chiara. A me sembra di vedere molte luci sotto il profilo pratico ed operativo. Semplificazione, per esempio, delle decisioni, sulle concessioni, sulla durata delle cose, cioè una semplificazione burocratica estremamente positiva in questo progetto, cioè a livello pratico, nel senso le concessioni, l'aspetto della protezione dell'ambiente, eccetera, eccetera, la durata delle concessioni, eccetera. Sono invece molto preoccupato, rovescio un po' l'assioma che ha fatto Lorenzo, che cioè, in un certo senso, certe autorità portuali possano a un certo punto prevalere a danno delle altre, mentre invece questa SPA ad un certo punto avrebbe la facoltà di contemperare e mediare tra queste esigenze. Io ho paura che succederà il contrario, perché questa Porto d'Italia SPA avrà una struttura estremamente politicizzata. Non vorrei spargere il terrore, ma mi sembra di essere tornati ai tempi dell'IRI. Non dell'IRI del 1933, ma dell'IRI da dopoguerra, che prendeva tutto, gestiva tutto, eccetera, eccetera. E mi auguro che non venga creata anche una Aeroporti SPA Italia. Scusate, questa era una battuta. Questa era una battuta. Grazie. Allora, comincio a rispondere. Dunque, sulla prima parte sì, è vero, ci sono diversi passi avanti, soprattutto dal punto di vista operativo, come dire, sembra proprio esatto, sembra molto esatto, dal punto di vista della razionalizzazione di quello che si vuole soprattutto fare dal punto di vista delle, come mi suggeriva Lorenzo, degli investimenti, sicuramente sono dei passi avanti. C'è il rischio che evidenziava lei, però sicuramente il problema, come dire, credo stia nel riuscire a eliminarlo scrivendo un testo. Qui dipende, direi, più dalla sapienza anche delle persone. Sì,
potremmo dire esiste una sorta di trade-off tra il correre questo rischio, ma rinunciare a correre questo rischio vorrebbe dire continuare ad avere le singole autorità del sistema autonome così come lo sono oggi, col rischio però di essere dei soggetti, diciamo, piccoli, fragili nel rapporto con i grandi operatori, no? Quindi la difficoltà è la gestione di questo trade-off e lì credo che ora non saprei come scrivere un testo che salvaguardi le due, come dire, che sia in grado di mediare tra i due rischi, se non sperando, come dire, che poi chi è chiamato a decidere sui vari tavoli operi, come dire, nel miglior modo possibile. Però da un certo punto di vista la necessità di un maggiore coordinamento era già emersa, e direi che anche l'intervento che aveva dato luogo alle autorità del sistema portuale, che aveva previsto questo tavolo di coordinamento nazionale, forse si è visto che il coordinamento poi di fatto non ha funzionato sufficientemente bene, forse perché era troppo, come dire, fragile, e si è andati verso una forma più strutturata, che però si porta dietro effettivamente questo rischio della in qualche modo politicizzazione. Vedremo. Certo. Sì. Trattenuta degli introiti fiscali da parte dei porti è stata esaminata da questo progetto di costituzione della Porti SpA? Allora, qui si prevede che una parte... Sì, perché ne avete parlato, ma forse esatto, non sì. mi è sfuggito, scusate. Perché allora questa Porti d'Italia si finanzia, era quello che cercavo di recuperare ma poi mi sono perso. Si finanzia attraverso due fondi, un fondo di funzionamento e un altro fondo che ha un altro nome, ora ci arrivo. 27 bis può darsi, sì, esatto, il fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, che fondamentalmente è alimentato da una quota dei canoni concessori che vengono riscossi dall'autorità del sistema portuale e una quota delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate, che è compresa, potrebbe risultare compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo. Quindi c'è, diciamo così, un drenaggio di risorse dell'autorità di sistema verso la società Porti d'Italia, che è poi il fondo che va a costituire la fonte di finanziamento per la realizzazione delle opere. Ma a monte non esisteva già il problema che le autorità portuali non potevano trattenere l'intero, ecco, sì, era sì, quello sì, che sì. mi riferivo. No, non si dice altro su questo, semplicemente almeno se non mi è sfuggito, qui si evidenzia soltanto la quota di fondi che fino ad oggi, come dire, incameravano le autorità di sistema e che vengono da queste devolute a Porti d'Italia. È in questo che dicevo, in qualche modo immagino che subito dopo, una volta che ogni autorità del sistema ha versato, come dire, la sua parte di contributi, andrà a verificare se questa è coerente con gli interventi che sta contrattando, come dire. E di nuovo lì il problema di riuscire a gestire questo rischio si pone. No, allora anch'io vi ringrazio per i vostri interventi, anche perché confesso sinceramente che non conoscevo questo disegno di legge, ne avevo sentito parlare, ma assolutamente ne sapevo molto poco. Come ce l'avete raccontato in questo breve tempo, a me fa vedere spunti di preoccupazione notevoli nella gestione dei porti in generale. Comunque, nella Porti d'Italia SpA il board sarà fatto da rappresentanti delle varie autorità portuali, giusto? Ho capito male? No.
Saranno dei soggetti designati, quindi rappresentanti tecnicamente non è la parola giusta, perché dovrebbero sedere in quella posizione in ragione delle competenze che essi esprimono, ma designati per 2/5 dal Ministero dell'Economia, quindi 2 su 5 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 1 su 5 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi peggio. Sono nomine politiche, ma come tutte le nomine politiche, la politica può scegliere bene o può scegliere male. Certo. Quindi peggio ancora di quello che avevo capito. Comunque, dato che abbiamo parlato, dato che il nostro convegno riguardava la Liguria e il mare, quindi molti relatori si sono soffermati sugli effetti, sull'impatto antropico sulla biodiversità, sull'ecosistema, eccetera. In questo caso, e sappiamo bene che esiste un ecosistema portuale. Allora, in questa luce, alla luce di questa possibile nuova struttura, ad esempio, al di là del cold ironing di cui si parla per cercare di elettrificare le banchine, secondo voi questa strutturazione potrebbe portare a miglioramenti nel campo, cioè potrebbe portare a una mitigazione dell'effetto negativo antropico sull'ecosistema portuale oppure no? Allora, diciamo che tendenzialmente mi pare di poter dire che questa riforma è in quella prospettiva che lei dice neutrale. È certamente una razionalizzazione degli investimenti, se fatta per bene, può anche comportare una modernizzazione delle strutture, anche nel senso che lei dice. Purtroppo, come diceva giustamente Claudio, il legislatore, anche il migliore legislatore, non sto dicendo che questo sia il migliore legislatore, ma in generale può arrivare solo fino a un certo punto. Poi sono le persone che assumono determinati incarichi, che utilizzano le norme che hanno a loro disposizione nel senso del miglioramento generale dell'economia, della società, del territorio, dell'ambiente, eccetera, oppure in un'altra direzione. Certamente questa normativa non costituisce un passo indietro, può forse essere l'opportunità per interventi più di sistema e quindi più ragionati, più pensati e quindi anche forse più intelligenti. Volevo ritornare molto brevemente sullo spunto di prima. Nella chiacchierata che abbiamo fatto in preparazione di questo incontro, in un certo senso tra di noi abbiamo riflettuto, ma in modo sotto un'angolatura leggermente diversa, cioè ci siamo detti: sì, c'è il rischio di politicizzazione di questa società in ragione delle modalità di nomina dei componenti del Consiglio, sì, ma c'è anche un rischio di una società che decide, per cercare di accontentare tutti nella maggiore misura possibile, in ragione dell'elenco di richieste di priorità che riceverà. Avrebbe questo, la paternità è da attribuire a Claudio, io riferisco semplicemente quello che era il risultato della nostra conversazione. Una soluzione, ci siamo detti, diversa avrebbe potuto essere un impianto più top down, e cioè non sono le singole autorità di sistema che presentano i loro desiderata, ma è la società nazionale che autonomamente, avendone le capacità e gli strumenti, fa dei rilievi rispetto a quelle che sono le esigenze, magari ascolta quelle che sono le esigenze, ma senza che ci siano una formale lista della spesa.
ma chiaramente questo avrebbe, io credo, tolto troppo l'autorità di sistema forse, e sarebbe risultato poco digeribile rispetto a quelle che sono gli equilibri attuali? Non so. Sì, diciamo ci avrebbe forse più avvicinato al modello spagnolo, dove appunto la società nazionale approva i piani di finanziamento delle opere e approva i piani regolatori, se non ricordo male, che va un po' in questa logica qui, quindi non erano 150.000 ma solo 150 al massimo, però comunque già un numero cospicuo. Quindi diciamo sicuramente a quel punto una società più snella che esercita la stessa funzione di coordinamento, ma lasciando poi maggiore forse autonomia all'autorità di sistema nel decidere il come raggiungere determinati obiettivi. Quindi sì, sicuramente potevano essere, come dire, forse altre le forme o un pochino diverse per ottenere lo stesso risultato. Se posso anch'io commentare, provare a dare una risposta alla domanda sull'impatto sull'ecosistema ligure. Allora direttamente appunto il testo che abbiamo commentato no, va anche detto che questi sono temi come dire, che sono trattati dalle regolamentazioni e legislazioni a livello internazionale, quindi semmai bisogna capire se è, come dire, conforme, coerente, se supporta e spinge, come dire, in tal senso. Però sembra da questa prima lettura, come dire, abbastanza neutro da questo punto di vista. L'aspetto che appunto io provavo a dire, secondo me un po' critico, è che in questa ricerca di riduzione dell'impronta carbonica delle diverse attività, tra cui anche quelle portuali, le strade che i singoli porti molto probabilmente prenderanno sono dettati anche dal tipo di traffico che alimentano, dal tipo di navi che utilizzano, per cui per alcuni porti può andare bene l'elettrificazione, l'uso delle batterie, perché magari servono un traffico di traghetti che può essere gestito in questo modo, e quindi diventa fondamentale avere degli impianti che supportino quel tipo di transizione. In altri può voler dire dotarsi di impianti per il GNL, per l'ammoniaca o per altri carburanti che potremo avere in futuro, però di nuovo appunto siccome le strade sono diverse sarà la necessità, come dire, da parte di questa società di tenere presente le diverse sensibilità su questo, perché appunto su questo fronte i porti risponderanno in maniera differenziata. L'altra cosa che mentre si discuteva mi era venuto in mente, che appunto possiamo dire tra forse gli aspetti che non sono stati presi in considerazione da questo testo, vi è anche quello della trasformazione dei porti, non più soltanto in luoghi, diciamo, dove avviene l'interscambio modale in qualche modo dei carichi, ma anche i porti come possibili luoghi di diciamo, comunità energetica, luoghi di trasformazione, e questo è un aspetto che incide anche sulle aree, sulla creazione nel rapporto città-porto, quindi come dire che rientra in qualche modo nei temi che inizialmente volevamo affrontare, e che però, come dire, dal testo in qualche modo non sono prese in considerazione. Grazie molto. Come si dice nelle riunioni fuori verbale, bisogna che Genova si organizzi bene e che cerchi di ridurre, se non eliminare, ma questi poi gli infiniti contrasti interni. Più forte è la voce locale, probabilmente più si riesce a condizionare questa nazionale. Allora io vi ringrazio molto e dico che martedì 11 novembre, come Claudio Ferrari aveva già annunciato, dalle 15:30 alle 17:30 al Salone del Bergamasco, alla Camera di Commercio di Via Garibaldi 4, ci sarà una tavola rotonda finale. Quindi
raccoglierà e parleranno alcuni rappresentanti proprio a chiusura del ciclo di conferenze che sono state tenute. Vi devo dire anche che lunedì 10 novembre l'ingegner Marco De Montis, invece alle ore 17, quindi secondo il solito orario, parlerà di la Regia Aeronautica nel decennio 1933-1943, dall'eccellenza mondiale alla tragedia della guerra, le ragioni del declino e il confronto con gli alleati. Grazie a tutti.